Grazie a tutti. Ringrazio per la partecipazione a questo webinar che tratterà della informatizzazione dei processi aziendali e della necessità di rispettare alcune norme in materia di protezione dei dati personali e controllo dei lavoratori. Il riferimento in particolare è all'utilizzo di tutti quei sistemi che consentono oggi, implementando forme sempre maggiori di automazione e intervento da parte di macchine sempre più intelligenti, di automatizzare una parte considerevole dei processi aziendali, quindi operazioni, possono essere operazioni di gestione del rapporto di lavoro, ma anche gestione, controllo di gestione sui processi produttivi. Come mi presento, anzitutto, sono Francesco Fortran, sono avvocato presso lo studio BMA di Treviso, San Demiano, e nell'ambito dello studio mi occupo di tematiche legate alla digitalizzazione, alla protezione dei dati personali e al commercio elettronico. Svolgo attività anche come responsabile della protezione dei dati in alcuni enti pubblici e mi occupo anche di divulgazione su questi temi attraverso alcuni articoli che pubblico su alcune testate, tra cui Smartius, che è una testata che ho fondato, proprio che si dedica a queste tematiche. E nella quale si trovano già diversi pezzi che proprio sono legati o trattano del tema dell'informatizzazione dei processi aziendali e dei diritti e dei doveri che ci sono in relazione all'utilizzo di questi strumenti. Va un po' circoscritto l'ambito della relazione di oggi, perché comunque il tempo sarà poco, e quindi volevo focalizzare l'attenzione su tre aspetti fondamentali, cioè la prima panoramica generale sulla digitalizzazione del lavoro, cosa significa, quindi cercherò di spiegare meglio cosa intendo quando tratto di questi temi, e poi volevo trattare del tema della digitalizzazione di alcuni processi, soprattutto nell'ambito della gestione del personale, quindi nel recruitment, nella selezione del personale e nella gestione di alcune attività legate alla gestione del rapporto di lavoro, per esempio tutta l'automatizzazione che può esserci in tema di gestione delle ferie, gestione dei permessi, gestione anche della valutazione della produttività dei lavoratori. E in questo senso vedremo come alcuni strumenti che permettono, per esempio, l'elaborazione di analisi molto dettagliate sull'efficienza dei processi produttivi, sull'efficienza dei macchinari, sulla quantità di pezzi prodotti o sulla resa, diciamo, dei macchinari nell'ambito del processo produttivo, può interferire con le norme in materia di protezione dei dati e con le norme previste dallo Statuto dei lavoratori per la protezione dei lavoratori contro la sorveglianza continua da parte del datore di lavoro. Noi ci troviamo in un settore, quello della produzione e dell'industria, che è oggi interessato da una grandissima ondata di digitalizzazione. Perché? Perché si stanno diffondendo strumenti sempre più raffinati che un po' permeano tutti i settori del lavoro. Immaginiamo soltanto la produzione, che ormai è sempre più coadiuvata, quando non integralmente effettuata, da macchinari, robot più o meno efficaci, più o meno intelligenti, che permettono di svolgere tantissime operazioni che un tempo erano affidate a operatori umani. Però la digitalizzazione delle forme di produzione non si limita soltanto a sostituire la mano umana con la mano robotica. In realtà proprio l'utilizzo di questi strumenti consente in modo sempre più efficace la raccolta di dati che stanno attorno al processo produttivo, cioè è possibile installare sensori sempre più raffinati, sempre più precisi, che consentono di trarre informazioni su come sta andando la produzione, permettono di monitorare in tempo quasi reale il funzionamento delle macchine e l'andamento, diciamo, della catena di produzione, permettono quindi conseguentemente di adottare delle decisioni in tempo quasi reale sull'organizzazione dei processi produttivi. Questo
dovrebbe permettere una maggiore efficienza e una maggiore anche linearità del processo, no? Poi abbiamo avuto esperienza in tempi recenti come in realtà queste macchine così precise, questi strumenti di pianificazione così raffinati, magari di fronte a una crisi globale, siano un po' saltati, un po' perché, diciamo, il controllo così perfetto e preciso può non sempre coordinarsi con quello che avviene poi nei grandi fenomeni, nei grandi trend a livello mondiale. Però, capite, la digitalizzazione nell'industria, nell'impresa, permette di riorganizzare in modo molto, molto efficiente i processi produttivi e permette di tenerli sotto controllo praticamente in tempo reale, con un potenziale miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia veramente esponenziale. Ma oltre al controllo dei macchinari, al controllo, alla misurazione di come avviene la produzione, c'è un tema che è quello che riguarda la gestione dei rapporti di lavoro, cioè la robotizzazione, l'informatizzazione incide necessariamente anche su come le imprese possono rapportarsi con i lavoratori. Sempre più spesso vengono sviluppate soluzioni informatiche, soluzioni digitali che, per esempio, supportano le imprese nella selezione del personale. E quindi, su questo mi soffermerò molto nelle prossime slide, permettono di sostituire o supportare tutte quelle funzioni aziendali che si occupano di selezione del personale, contribuendo alla individuazione dei candidati migliori per coprire una certa posizione lavorativa, con naturalmente dei rischi, dei problemi insomma, da presidiare che devono quindi essere tenuti in considerazione per poter dare misure conformi alla normativa vigente e quindi poter fruire dei benefici che queste tecnologie offrono senza particolari rischi e senza impattare sui diritti delle persone, perché questa è sempre la preoccupazione principale della normativa in questo settore. L'altro tema è quello della gestione dei rapporti di lavoro, quindi una volta che si sia instaurato il rapporto di lavoro, capire come gestire tutti gli adempimenti che sono connessi allo svolgimento della prestazione lavorativa, a partire dalla misurazione del tempo lavorato. Ormai sono sempre più frequenti strumenti di misurazione delle presenze basati su badge, su strumenti elettronici, ma anche la gestione del rapporto di lavoro, per esempio l'organizzazione dei turni, ad esempio l'organizzazione delle presenze o la gestione delle ferie, dei permessi. Nelle organizzazioni molto molto grandi queste funzioni possono essere delegate a delle macchine che quindi elaborano le richieste che vengono dai lavoratori, cercano di trovare il migliore equilibrio tra esigenze produttive, coprire tutti i posti o coprire sufficientemente i posti nella catena e tra l'altro le richieste dei lavoratori di fruire di certi istituti. E poi c'è un grande tema che è sempre più frequentemente affrontato anche dalla prassi anche nel nostro paese, cioè quello della incidenza di tutti quegli strumenti che hanno lo scopo di analizzare l'efficienza dei processi produttivi e il loro impatto sui lavoratori, perché molto spesso analizzare l'efficienza del processo significa capire come lavora una macchina, come lavora, quanto occupata è una postazione, quanto effettivamente viene utilizzato una certa risorsa, e questo molto spesso si intreccia con la possibilità quindi di capire cosa fa, come si comporta l'operatore che ad esempio è adibito a manovrare una certa macchina. Ecco che quindi quello che potrebbe essere vorrebbe essere magari un strumento di verifica dell'efficienza del macchinario, finisce per diventare anche uno strumento di sorveglianza del lavoratore e quindi con la necessità di impedire che ciò avvenga, perché questo secondo la nostra legge non è consentito se non per specifiche esigenze e con specifiche condizioni, quindi
Anche qui si tratta di verificare che gli strumenti siano correttamente utilizzati da parte delle imprese. Dicevo, per esempio, con riferimento alla selezione del personale, ci sono diversi strumenti che consentono di agevolare le imprese ad esempio nello screening dei curriculum vitae, quindi nella preselezione a volte dei curriculum che vengono inviati, in modo da facilitare il compito ai selezionatori, a coloro che svolgono attività di gestione delle risorse umane, evitando magari quando il numero di curriculum che arrivano è particolarmente importante, l'ingrato compito di sfogliarli tutti quanti. Quindi cosa viene fatto con questi strumenti? Per esempio, vengono letti, vengono confrontati anche con il curriculum vitae dei dipendenti già assunti dall'impresa, e questo permette magari anche una selezione, per esempio sulla base di valori di affinità con coloro che sono già impiegati nell'impresa, anche con lo scopo di limitare possibili conflitti interpersonali. Questo appunto consente e presuppone che ci siano macchine in grado di leggere il curriculum vitae, quindi che siano sufficientemente intelligenti magari da leggere questi documenti, perché molto spesso non sono strutturati per essere letti da una macchina, oppure presuppone che chi chiede l'invio di curriculum vitae lo faccia chiedendo l'utilizzo di particolari strumenti che consentono di strutturare le informazioni in modo tale da essere facilmente lette dalle macchine. Tutto questo appunto con lo scopo di effettuare questa attività, un'attività che tendenzialmente si ferma al primo screening automatizzato. Poi possono esserci successive fasi, coloro che vengono selezionati possono essere poi sottoposti a successive fasi di selezione, per esempio possono essere sottoposti a test o forme di colloquio parzialmente automatizzate. Succede per esempio quindi che ad esempio prove pratiche, prove di attitudine, test attitudinali o anche soltanto colloqui, quindi colloqui che possono avvenire tramite chat, siano effettuati da strumenti informatici, ad esempio i chatbot. Quindi chi risponde dall'altra parte al candidato non è una persona in carne e ossa, ma è uno strumento informatico, un algoritmo, possiamo dire uno strumento di intelligenza artificiale meglio, che cerca di interagire e magari cerca di capire se la persona dall'altra parte capisce la lingua magari, o se ha un livello di abilità minimo per poter passare a una successiva fase di selezione, sempre magari lasciata all'operatore umano. Ancora possono esserci degli strumenti che effettuano delle analisi predittive, quindi prendono i dati che vengono desunti dai curriculum o anche dai risultati dei precedenti step, e magari cercano di capire se il candidato potrebbe avere un certo successo, una professione, quindi potrebbe essere una risorsa utile, importante per l'impresa, o magari se il candidato può avere una propensione alle dimensioni e quindi magari può essere un investimento in informazioni che non garantisce una resa certa. Ecco quindi che tutti questi strumenti si inseriscono, diciamo, nel processo di selezione del personale e elaborano dati che vengono dati in pasto alle macchine e danno un input che ha un'incidenza specifica e puntuale sulla persona, no? Il risultato è: vengo preso in considerazione, vengo assunto, oppure no, mi vengono precluse delle possibilità di carriera lavorativa, oppure mi vengono consentite. Poi ci sono addirittura degli strumenti che ancora oltre cercano di trarre una profilazione addirittura della personalità del candidato per capire un po' se ha dei soft skills, se ha delle abilità che potrebbero essere comunque valide per l'azienda. Quindi questi sono sicuramente strumenti che hanno una grande utilità, che possono effettivamente agevolare l'impresa nel non facile compito di trovare il candidato giusto per
per una posizione lavorativa, però chiaramente possono avere dei rischi, presentano dei pericoli, per esempio il cosiddetto effetto black box, cioè quell'effetto per cui se affidiamo ad una macchina, a uno strumento di intelligenza artificiale, il compito di fare delle scelte, di giungere a un certo risultato e non sappiamo però esattamente come la macchina dà quel risultato, non siamo in grado di ricostruirlo e non siamo in grado di dire se la macchina ha operato correttamente oppure no, con la conseguenza che potrebbero arrivare dalla macchina dei responsi discriminatori. È stato molto discusso sul punto un caso che è avvenuto qualche anno fa negli Stati Uniti, proprio collegato alla selezione, a meccanismi di selezione basati su strumenti automatizzati, dove si cercava di selezionare i candidati ideali, ma la macchina in qualche modo finiva col selezionare soltanto candidati uomini bianchi provenienti da una certa fascia sociale. Perché? Perché sostanzialmente quelle persone avevano effettivamente in passato avuto maggiore successo rispetto, non so, alle donne che magari dopo un po' sono costrette a lasciare per qualche periodo il posto di lavoro, o a lavoratori che magari hanno provenienza, magari sono studenti di università meno prestigiose, hanno avuto meno possibilità in gioventù e quindi non hanno magari potuto studiare nelle stesse scuole molto costose dei omologhi più giovani e più altolocati. Ecco, questo naturalmente porta però a un risultato discriminatorio, perché a prescindere dalle capacità individuali, la macchina tendeva a giungere a selezionare certe persone e sostanzialmente per la loro appartenenza a determinati profili etnici o profili sociali. Questo avveniva anche per la selezione della missione alle scuole, comunque appunto il fatto che magari si utilizzassero delle basi dati anche risalenti, magari che riflettevano una tendenza alla discriminazione che avveniva in passato, finiva poi per perpetrare la discriminazione, per creare un circolo vizioso per cui certe categorie di persone venivano sempre più discriminate dalla macchina, creando una sorta di effetto circolare. Ecco. Su questo appunto dobbiamo essere consapevoli e dobbiamo capire che la macchina può sbagliare, soprattutto la macchina ragiona sulla base dei dati che le vengono dati in passo, e quindi la selezione delle informazioni sulle quali far partire questi processi è fondamentale per evitare che poi si creino questi risultati distorsivi. E poi un altro rischio è che se la macchina è programmata per selezionare certe persone che abbiano certe caratteristiche e magari certe abilità, si finisce con lo standardizzare il profilo dei lavoratori, dando quindi luogo a una sorta di impoverimento del capitale umano, no? Per cui tendenzialmente le macchine hanno soltanto, selezionano certi soggetti e questi lavorano nella società, non portano quella ricchezza che rappresenta la differenza dalle cosiddette soft skills, cioè da quelle abilità individuali che possono essere possedute a prescindere dal curriculum lavorativo. E su questo, naturalmente, questo è il rovescio della medaglia, sono tutti aspetti sui quali bisogna considerare bene lo strumento che si usa e soprattutto considerare bene come lo si programma e come lo si alimenta. Ma l'utilizzo di questi strumenti porta anche poi degli obblighi connessi alla normativa in materia di protezione personale. Per esempio, è necessario, quando si vogliono iniziare questi trattamenti, quando si vuole effettuare la selezione del personale attraverso queste modalità, fornire una informativa corretta all'interessato, che quindi deve essere messo in grado di sapere bene e compiutamente quali sono i trattamenti di dati cui sarà sottoposto, come saranno trattati i dati che fornisce, per esempio per le finalità di selezione, e soprattutto come, con quali criteri la macchina opererà.
E poi è importante che chi mette in funzione questi strumenti esegua una cosiddetta valutazione di impatto sulla protezione dei dati, cioè proceda a verificare quali sono le caratteristiche tecniche della macchina, come ha impostato il trattamento, se lo ha impostato conformemente ai principi di privacy by design by default, quindi se lo strumento è in grado di ottemperare alle regole in materia di protezione dei dati personali, e valuti se ci sono delle misure correttive da mettere in atto per evitare quei risultati indesiderati che possono avere un impatto sulle libertà degli interessati. E poi c'è un diritto che è riconosciuto dal Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali, cioè il diritto cosiddetto alla revisione umana. Quindi, in base all'articolo 22 del regolamento, c'è un diritto che è previsto dall'articolo 22, paragrafo 3, il diritto dell'interessato ad ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento in modo che se la decisione automatizzata secondo lui non rispetta, non è corretta rispetto alle finalità, oppure non rispetta le finalità indicate o le modalità indicate nelle informative, quindi è un trattamento, una decisione automatizzata distorta, deve avere la possibilità di sindacarla davanti al titolare. E questo naturalmente pone un altro tema, cioè se la macchina non è strutturata in modo tale da rendere anche trasparenti le modalità con le quali è giunto a una certa conclusione, diventa magari difficile sindacare, contestare il risultato, perché magari non sappiamo come è giunta a dire che quel candidato non era adeguato, sappiamo solo che quindi è dato il suo curriculum vitae, l'output della macchina è che la persona non è adatta a ricoprire una certa posizione. Il fatto che abbia valorizzato più un aspetto rispetto a un altro, magari rispetto dell'istruzione, rispetto alla provenienza geografica o all'università frequentato, o altri elementi che potrebbero magari essere potenzialmente discriminatori, ma noi non lo sappiamo. Deve essere l'algoritmo programmato in modo da rendere trasparenti i passaggi che ha seguito per giungere a un certo risultato. C'è poi appunto il tema della gestione del rapporto di lavoro e quindi dell'utilizzo di strumenti per gestire alcuni aspetti del rapporto di lavoro. E anche qui, come si diceva prima, è necessario impedire effetti distorsivi, effetto black box, o il fatto che magari ci siano delle decisioni discriminatorie o ragionevoli che impattino negativamente sulla vita dei lavoratori. Per esempio, se nella gestione dei turni magari alcune persone sono esaurite perché magari sono messe sempre in quelli più disagevoli, o perché magari nella gestione delle ferie i periodi di ferie non sono correttamente gestiti, magari vengono dati soltanto certi periodi, magari poco graditi, magari che non consentono al lavoratore di conciliare le proprie esigenze anche private. Ecco che dobbiamo chiederci se questi strumenti siano correttamente implementati, come possono essere migliorati, quali siano i correttivi che devono essere messi in atto per assicurare il rispetto dei diritti dei lavoratori. Anche qui c'è quindi un obbligo di temperare a tutti gli obblighi di protezione dei dati, e quindi anche qui i lavoratori dovranno essere adeguatamente informati sui trattamenti che vengono posti in essere, sulle caratteristiche di questi trattamenti, e dovranno essere informati dei loro diritti, quei diritti che sono riconosciuti dal Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali, soprattutto sul diritto alla revisione di quelle decisioni che siano totalmente automatizzate. Naturalmente parliamo sempre di decisioni che siano totalmente automatizzate, quindi il sindacato dell'opposizione c'è sempre in relazione a quegli strumenti che portano a una decisione totalmente automatizzata. Mentre quando questi strumenti sono strumenti meramente di ausilio per il lavoratore, per il datore di lavoro, perché magari lo mettono in condizione di facilitare lo svolgimento di certe attività, perché magari
invitano a fare una preselezione o una proposta, poi ne si occupa effettivamente di effettuare questi adempimenti, che ha in effetti l'ultima parola, visto però anche tutto insieme dei dati, quindi vista un po' la questione nella sua completezza, ecco che magari non ci troviamo più di fronte a una decisione automatizzata, non ci sarà più quindi un diritto specifico al sindacato umano, ma chiaramente la decisione potrà essere contestata comunque laddove sia discriminatoria o inadeguata sulla base di altre normative. Da ultimo, ritengo interessante esaminare il tema della valutazione dell'efficienza, quindi della valutazione dell'efficienza dei processi produttivi, dell'efficacia, perché sono sempre più diffusi, sempre più presenti in tutti i macchinari che vengono installati nelle fabbriche moderne, sistemi di misurazione, per esempio, del numero di pezzi prodotti o che raccolgono una serie molto variegata di dati che hanno tutti lo scopo di capire come la macchina lavora, se lavora in modo efficace, se può essere resa più produttiva. Quindi ormai è anche difficile sempre più fare degli esempi, ma insomma ci sono tantissime metriche che possono variare anche in relazione al tipo di macchinario, al tipo di produzione, ma che possono veramente partire dal numero di pezzi prodotti al minuto a capire quanti ne vengono prodotti, come vengono prodotti, la percentuale di scarto, ad esempio, se il processo è a fasi, magari in una fase successiva si scartano i semilavorati in una fase precedente. Ecco, tutti questi dati sono raccolti in misura sempre maggiore, sempre più utilizzati con strumenti molto molto sofisticati che hanno sostanzialmente oggi un tempo di risposta diciamo, reale, quindi adattano in modo praticamente istantaneo l'intero processo per renderlo più efficiente. Ma questo appunto porta chiaramente a una questione, cioè se la macchina raccoglie così tante informazioni su come lavora, su qual è l'esito, come viene manovrata sostanzialmente, ciò non può indirettamente costituire anche una forma di controllo del lavoratore? In effetti la questione è tutt'altro che scontata, perché appunto questi strumenti sono sempre più in grado di darci anche, come dire, un'immagine di riflesso di come opera il soggetto, il lavoratore che le manovra. E quindi qui ci troviamo in un ambito che stride con la normativa in materia di protezione dei lavoratori, con lo statuto dei lavoratori, nel quale è inserito un articolo puntuale, che è l'articolo 4, legato alla disciplina della videosorveglianza e del controllo a distanza dei lavoratori. Si dice, appunto, l'articolo disciplina, come si legge nella slide che vi ho portato, gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. Quindi non soltanto le telecamere puntate sulla catena, ma anche tutti gli altri strumenti, una nozione quindi termine assolutamente generico, che permettano anche, non solo, ma anche, quindi tra i vari risultati che portano al loro impiego, la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. Ecco che questi strumenti possono essere utilizzati soltanto a specifiche condizioni. Possono essere utilizzati solo a ricorrere di certe particolari esigenze, quindi per esigenze organizzative e produttive, per esigenze di sicurezza del lavoro, della tutela del patrimonio aziendale, esigenze quindi che prescindono dal controllo dei lavoratori. È vietato utilizzare questi strumenti con il solo scopo di controllare la produttività o controllare l'attività dei lavoratori. Posso usarlo per organizzare la produzione, ma non posso utilizzarlo per verificare quanto efficace, quanto efficiente è un certo lavoratore. Possono essere installati questi strumenti soltanto a determinate condizioni. E in particolare è prevista una procedura abbastanza complicata che prevede che questi strumenti possano essere messi in funzione soltanto
previa sottoscrizione di un accordo in sede sindacale, quindi un accordo con le rappresentanze sindacali. In alternativa, se mancano le rappresentanze sindacali o se l'impresa ha una dimensione particolarmente importante, ecco che è possibile ottenere l'autorizzazione dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. E quindi, nel caso in cui non ci sia un accordo in sede sindacale, non sia possibile raggiungere un accordo in sede sindacale, si dovrà chiedere l'autorizzazione all'Ispettorato Nazionale del Lavoro. La procedura è la medesima per l'attivazione di strumenti di videosorveglianza, essenzialmente. E quindi anche qui dovranno essere rappresentate in modo corretto le esigenze, dovranno essere anche rappresentati tutti quei rimedi che possono essere ritenuti opportuni o necessari per evitare che lo strumento si traduca in una forma di controllo di stanza dei lavoratori. E questa norma, poi, dopo questo principio generale, questa regola generale, fermata all'articolo 4,1, due commi che sono particolarmente interessanti e che, tra l'altro, pongono delle questioni interpretative non da poco. La prima è quella che si vede al comma 2, che ho riportato in neretto, cioè la norma che sostanzialmente circoscrive l'applicazione del comma 1, quindi impone la necessità di autorizzazione per tutti quegli strumenti che non sono strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa, cioè, e poi anche gli strumenti di registrazione dell'accesso del presente, cioè, dice, la disciplina sull'autorizzazione preventiva o sull'utilizzo previo accordo sindacale si applica soltanto a tutto ciò che non è uno strumento lavorativo, anche se dallo strumento lavorativo può derivare la possibilità di un controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. Quindi introduce un'importante distinzione, diciamo, tra strumenti di lavoro e strumenti invece che non sono strumenti lavorativi, quindi che hanno un ulteriore, che sono uno scopo, diciamo, non strettamente connesso all'esercizio della prestazione lavorativa. E poi il comma 3 ci ricorda che comunque, a prescindere dall'autorizzazione, a prescindere dall'accordo sindacale, comunque l'utilizzo dei dati tratti da questi strumenti deve essere comunque effettuato in conformità con la normativa in materia di protezione dei dati personali, quindi comunque tutte le informazioni raccolte dal datore di lavoro possono essere utilizzate, a tutti i fini connessi ai rapporti di lavoro, quindi anche per esempio per fini disciplinari, no? Ma a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità BIM e degli strumenti effettuati e di effettuazione dei controlli nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo. Questo riferimento al vecchio codice della privacy oggi deve essere integrato con il regolamento europeo 2016-679, quindi nella misura in cui io utilizzo conformemente alla legge quegli strumenti che mi consentono indirettamente un controllo del lavoratore, ecco che potrò utilizzarli se fornisco anche, se do un'informativa completa anche ad ogni fine di gestione del rapporto di lavoro, fornisco la gestione del rapporto di lavoro. Quindi è importante capire anche che cosa sia strumento di lavoro e cosa sia strumento che permette il controllo a distanza del lavoratore. E su questo, diciamo, ci sono diverse posizioni che anche l'Ispettorato Nazionale del Lavoro è intervenuto in passato cercando di dare una definizione, cercando di indicare dei criteri distintivi che permettono di distinguere ciò che è strumento di controllo a distanza o potenzialmente controllo a distanza e ciò che richiede l'autorizzazione o richiede l'accordo. Invece strumenti che sono strumenti di lavoro che hanno anche, come dire, possono anche consentire il controllo del lavoratore, ma per i quali, appunto, trattandosi di strumenti fondamentali per l'esercizio dell'attività lavorativa, non è necessaria alcuna autorizzazione preventiva. Quindi, come classificare uno strumento come uno strumento di lavoro? Prima di tutto deve trattarsi di uno strumento che sia, appunto, nella materiale disponibilità del lavoratore, quindi che deve essere uno strumento utilizzato dal lavoratore che disponga, diciamo,
materialmente e che sia da questo utilizzato attivamente, quindi non passivamente, quindi come cosa presente sulla postazione di lavoro, ma non utilizzato nel contesto dell'azione lavorativa, quindi che non sia, deve essere qualcosa di utilizzato attivamente per compiere un'azione che serve all'attività lavorativa. E per chiarire meglio questo concetto, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha cercato di fornire un'ulteriore integrazione dicendo che deve trattarsi di apparecchi, dispositivi, apparati che appunto sono il mezzo indispensabile al lavoratore per adempiere alla prestazione lavorativa e quindi per tale finalità siano stati posti in uso e messi a sua disposizione. Quindi deve essere qualcosa che viene utilizzato attivamente dal lavoratore per svolgere attività, per esempio uno strumento fondamentale, per esempio il programma che consente di caricare i dati, no? Se faccio un lavoro di inserimento dati o il macchinario che appunto ha tutta una serie di sensoristiche, ma appunto quello è maneggiato e utilizzato attivamente dal lavoratore per compiere attività lavorativa e può costituire, può fornire ecco, delle informazioni, però diciamo anche che se lo strumento è uno strumento particolarmente complesso potrebbe essere molto approssimativo a questa definizione. Pensate per esempio a un computer o uno smartphone o a un altro strumento simile. Questi strumenti sono effettivamente degli strumenti che vengono utilizzati attivamente dal lavoratore, che gli sono dati in dotazione perché deve svolgere attività lavorativa, ma che sono strumenti in realtà complessi, perché magari il computer è vero che lo uso come strumento di lavoro, è vero che uso certi applicativi, uso, non so, uno strumento che mi consente di interfacciarmi con la macchina e operare, oppure che mi consente di fare certe attività di emissione dati, ma se poi dentro il computer, il lavoratore di lavoro, è installato anche uno strumento che permette di tracciare l'attività del lavoratore, che permette di trarre una serie di statistiche su come, sullo stato della macchina, su quanto la macchina viene utilizzata, ecco che diciamo che quella parte dello strumento non è strettamente necessaria allo svolgimento dell'attività lavorativa. E in effetti in questi strumenti complessi va separata e va valutata adeguatamente, separatamente la componente diciamo fisica, la componente dello strumento in sé come dispositivo dalla componente invece logica, cioè da tutti i programmi che sono installati sul dispositivo e che sono utilizzati anche per girano sulla macchina, utilizzati dai lavoratori o installati dal datore di lavoro. E quindi in questo, operando questa distinzione, appunto, sono rilevanti, possono essere considerati strumenti di lavoro soltanto quelle applicativi software che sono utilizzate direttamente per rendere la prestazione lavorativa, mentre tutti quegli applicativi installati per altre finalità, appunto anche solo quelle che magari possono permettere un tracciamento del lavoratore, magari perché c'è una geolocalizzazione che non è di per sé necessaria per svolgere l'attività lavorativa, ma magari serve per localizzare il dispositivo, se viene smarrito, se viene rubato, e poterlo recuperare. Come quell'applicativo non è un applicativo connesso direttamente con l'esercizio della prestazione lavorativa, non viene utilizzato dal lavoratore per svolgere una certa finalità, ma serve al datore di lavoro per mantenere il controllo sui dispositivi aziendali e tracciarli in caso di necessità. Però, cioè, potendo tracciare il dispositivo, chiaramente posso anche, se uso diciamo, impropriamente lo strumento, tracciare anche il lavoratore. No, direttamente, se so dove è lo strumento, so anche dove è il lavoratore, se vedo come si muove, se gira, diciamo, e dove va, ecco che posso spiare il lavoratore. Poi ci sono strumenti sempre più sofisticati. Per esempio, un caso che è stato affrontato qualche anno fa era quello degli strumenti di monitoraggio dell'efficienza utilizzati nei call center. C'era uno strumento, un applicativo appunto utilizzato per lo smistamento delle chiamate, quindi lo strumento che gli operatori del call center usano per gestire le chiamate, quindi per avviare la chiamata,
gestire, non so, vedere la scheda della persona chiamata, capire cosa proporgli e così via, oppure capire l'esigenza che ha per quale chiama, oppure per tracciare insomma il contatto, il percorso tra il call center e l'utente. Ecco, questi strumenti sono chiaramente strumenti utilizzati per lo svolgimento dell'attività lavorativa, ma in questi applicativi erano implementate delle funzioni di monitoraggio che sostanzialmente consentivano di elaborare, raccogliere dati relativi ad esempio agli stati di attività telefonica, quindi capire quanto tempo era stato occupato dal telefono, quanto tempo era rimasto libero, quindi non attivo, quanto tempo era stato in pausa, e capire anche quanto tempo era durato una chiamata, tempi medi di evasione delle diverse lavorazioni. In questo modo è possibile anche quantificare un po' la produttività giornaliera del lavoratore, individuando il tempo dedicato al lavoro per ciascuna commessa, le fasi effettuate, ogni singolo lavoratore, quindi capire, tracciare insomma quello che il lavoratore aveva fatto durante la giornata e sostanzialmente ricostruire l'attività, monitorarlo nella sua giornata lavorativa. Questo strumento è stato ritenuto, benché strumento di lavoro, perché è strumento utilizzato per lo svolgimento di attività lavorativa, poi in ragione della presenza di queste funzionalità è stato ritenuto uno strumento che necessitava, per essere completamente attivato anche in queste funzioni, di un preventivo accordo sindacale o di una preventiva autorizzazione. Quindi, concludendo, questi strumenti non sono strumenti di per sé illeciti, sono strumenti sempre più diffusi che possono essere utilizzati. È chiaramente necessario però che siano utilizzati conformemente alla legge. Quindi, se non si vuole incorrere nelle sanzioni che sono previste dallo Statuto dei lavoratori e che poi hanno riflesso anche in tema della protezione dei dati personali, è necessario che siano debitamente autorizzati. Quindi è necessario valutare appunto se si tratta di strumenti veramente fondamentali per l'esercizio delle prestazioni lavorative che non hanno altre ragioni d'essere se non quello di essere utilizzate attivamente dal lavoratore per prestare la propria attività lavorativa, oppure se in realtà siano un combinato, siano sia degli strumenti di lavoro sia degli strumenti di tracciamento dell'attività che possono anche consentire il monitoraggio del lavoratore e la sorveglianza del lavoratore. Per questi strumenti quindi bisognerà attivare la procedura di autorizzazione, ma sarà necessario quindi per questo anche capire bene come funzionano, fornire una descrizione dettagliata, gli strumenti, come operano, che caratteristiche hanno, per che finalità vengono utilizzate, appunto dando conto del fatto che ci sono delle finalità specifiche che non sono soltanto quelle di controllo e monitoraggio a distanza del lavoratore. Sarà necessario poi adottare degli accorgimenti per limitare le finalità dell'uso dei dati, che magari in sede sindacale verranno chieste garanzie in questo senso, quindi magari verrà chiesto di non utilizzare questi dati per certe finalità, distribuzione dei premi, produzione o valutazioni anche infiniti, commenti salariali. Ci sono insomma anche qui degli ambiti per la contrattazione collettiva che magari sono orientati a ridurre quanto possibile l'utilizzo se questi strumenti magari non sono particolarmente affidabili o non sono percepiti come tali dai lavoratori. Si dovrà quindi fornire una documentazione adeguata del funzionamento del sistema e soprattutto bisognerà fornire ai lavoratori un'adeguata informativa anche sotto il profilo della protezione dei dati personali, perché questa è una condizione prevista dalla legge, l'abbiamo visto, ed è fondamentale per poter lecitamente utilizzare questi dispositivi. Detto questo, visto che abbiamo raggiunto quasi l'orario indicato, sto anche esaurendo la voce, direi che se ci sono domande possiamo affrontarle, altrimenti vi ringrazio e ci aggiorniamo al prossimo webinar. Volevo io chiedere una cosa, Francesco. Se il lavoratore si accorge che il datore di lavoro lo sta controllando senza che lui sappia di essere controllato
e cioè se viene installato su un server, faccio per dire, un qualche dispositivo che controlla da remoto quello che il lavoratore fa e il lavoratore si accorge di questa cosa. Cosa può fare? Si tratta di una condotta illecita, quindi può segnalare la cosa, anche una rilevanza, anche di carattere penale come violazione questa. Quindi il datore di lavoro che controlla illecitamente i propri lavoratori rischia in realtà molto, ed è anche frequente in realtà, se si fa una ricerca nella giurisprudenza, si scopre che ci sono stati in passato anche procedimenti avviati alla segnalazione del lavoratore, magari per dispositivi, anche cose banali. In passato si è discusso ad esempio del telepass, che potesse essere uno strumento comunque idoneo a controllare le istanze del lavoratore, oppure è stato molto più importante il dibattito, e ha portato anche un po' alla modifica della legge, il tema dell'uso del page, quindi lo strumento che mi consente di controllare le presenze. Anche quello è stato in passato considerato in certi casi uno strumento di controllo a distanza in certe sentenze. Quindi sì, è importante in questo caso trattare in modo corretto e lecito i dati, e soprattutto evitare di adottare controlli di questo genere. Poi c'è tutto un tema in realtà che non ho affrontato oggi perché richiederebbe un'altra ora, cioè il tema dei controlli difensivi, cioè tutto questo riguarda appunto il controllo fatto nell'ambito della gestione del rapporto di lavoro, quindi il controllo del lavoratore quando svolge la propria attività lavorativa. Esiste tutto un dibattito sul fatto se posso e a che condizioni controllare il lavoratore se invece ho il timore che mi stia derubando, se ho il timore che stia compiendo degli atti illeciti. E lì, per capirsi, c'è un po' di, come dire, ma in quel caso, se scopro che il lavoratore sta commettendo un reato, cerco di verificare sugli strumenti che utilizza per lavoro che effettivamente questa condotta illecita ci sia, ecco che allora sarà un momento scriminato, come si dice, quindi potrò utilizzare queste informazioni. Certo. E allora adesso ci salutiamo e ci diamo appuntamento al prossimo webinar sull'altro link di collegamento. Grazie per la partecipazione, arrivederci.